Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui a questo webinar rivolto ai pazienti e alle associazioni pazienti sui tumori redo-familiari. È un progetto promosso ormai da un anno da Fondazione Arion, realizzato con il supporto non condizionante di AstraZeneca che ringraziamo. Ci occupiamo di tumori redo-familiari con un focus particolare sul carcinoma della prostata e ne parliamo con due fra i massimi esperti internazionali che vado senz'altro presentare Giuseppe Procopio, il presidente neo eletto presidente di Figo, che è entrato in carica alla fine del nostro congresso nazionale il 10 novembre, e auguriamo un grande buon in bocca al lupo, e direttore del programma Prostata e Oncologia Medica Agente Urinario dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, e un altro caro amico, Marco Maruzzo, direttore dell'Oncologia 3 dello IOV di Padova. Come sempre con loro, prima parte mie domande con loro, poi gli amici che ci seguono potranno formulare alcune domande che non devono essere legate alla singola vostra patologia. In questo caso noi seguiamo le linee guida del Ministero della Salute che suggeriscono, che sollecitano questi webinar rivolti ai pazienti da parte delle società scientifiche, ma su temi generali. Non possiamo entrare nella singola terapia. Se avete quindi qualche problema legato al vostro caso clinico, parlatene con grande serenità al vostro oncologo medico che saprà consigliarvi al meglio. Giuseppe, professor Procopio, quanto è diffuso il tumore della prostata ereditario in Italia e quali sono le mutazioni genetiche più frequentemente coinvolte? Grazie Mauro e grazie a Fondazione AIOM, al suo presidente Franco Perrone per l'invito, per essere parte di questo momento di incontro che considero molto molto importante perché è un modo per cercare di veicolare con un dialogo semplice e diretto alcune informazioni alla comunità, a coloro i quali hanno interesse su questa tematica. Tumore alla prostata, quante sono le forme ereditarie e quante sono le forme familiari? Intanto proverei a distinguere ereditario da familiare. Ereditario è ciò che si trasmette direttamente e questo è molto raro che avvenga. Cioè le alterazioni genetiche che sono ereditarie e che vengono trasmesse da padre in figlio è un evento decisamente infrequente e che interessa non più meno del 5% dei casi di tumore alla prostata. Ci sono delle forme familiari. Familiari vuol dire che pur se non si eredita, ci sono dei gruppi che hanno un rischio maggiore di sviluppare un tumore alla prostata. Questo è qualcosa di decisamente più significativo. Quali sono le mutazioni, in particolare BRCA1-2, cioè i geni coinvolti nei meccanismi di riparazione del DNA? BRCA1 e 2, che è tanto comune anche per il genere femminile, per tumori della mammella o tumori della sfera ginecologica, sono i geni più comunemente coinvolti, ma ce ne sono tanti che fanno parte del cosiddetto complesso dei geni minori. Questi sono oltremodo anche importanti perché anche questi hanno un significato prognostico e possono avere una ricaduta terapeutica, che vuol dire fare quello, vuol dire identificare dei gruppi più a rischio, capire che è un tumore più o meno aggressivo e di conseguenza poter prendere delle decisioni terapeutiche che siano sempre più personalizzate e mirate per la specifica situazione del paziente. Specifiche mirate. Ecco, Marco, professor Maruzzo, a chi è indicato il test genetico per andare a vedere se esistono questo tipo di mutazioni? Allora, grazie intanto a Fondazione IOM per l'invito e grazie per l'opportunità di parlare anche di questo tema che è sempre molto rilevante. La prima vera informazione credo da dare sia che il test genetico, in realtà esistono più forme di test genetico. In Italia abbiamo delle linee guida molto precise che sono state elaborate anche grazie in spinta della nostra associazione IOM, che sono credo tra le più comprensive e anche precise che esistano al mondo. Il primo test che va fatto è un test che si chiama test somatico, che è un test che va fatto sul tessuto tumorale fondamentalmente, e l'indicazione ad eseguire il test somatico c'è per tutti i pazienti che abbiano, secondo le linee guida attuali, una malattia avanzata, quindi una malattia di tipo metastatico. Tutti questi pazienti devono essere sotto il materiale d'archivio di tutti questi pazienti deve essere sottoposto a test genetico. Se il test somatico è negativo,
la probabilità e la possibilità che la malattia sia legata a una mutazione genetica, ancorché ereditaria, è sostanzialmente, non c'è, è zero fondamentalmente, almeno per quelli che sono i geni che oggi noi conosciamo e che sono maggiormente coinvolti. Se invece il test somatico dovesse risultare positivo, questo apre degli scenari diversi sia per il paziente, per la prospettiva terapeutica, ma apre degli scenari diversi anche perché una volta che troviamo la mutazione nel tumore, dobbiamo andare a domandarci se quella mutazione è una mutazione che è presente non solo nel tumore, ma in tutte le cellule delle persone, quindi è una mutazione che ha del potenziale, una potenziale caratteristica di ereditarietà. A quel punto la persona il paziente con un test somatico positivo deve essere indirizzato a una test germinale, quindi si dice, per andare a cercare quello che è una potenziale mutazione con carattere di ereditarietà, tramite una consulenza oncogenetica o comunque un mini consueling che spesso anche noi oncologi facciamo a seconda delle diverse strutture, in maniera da poter anche eventualmente identificare non solo le malattie che abbiano una mutazione, ma anche le persone che abbiano una mutazione potenzialmente ereditaria e da lì poter individuare quelle che si chiamano le cosiddette famiglie, cioè dei nuclei di persone anche sane, soprattutto sane, che sono portatrici di mutazione e se lo sono poter anche eventualmente fare dei programmi di sorveglianza, di presa in carico precoce, di prevenzione, che fondamentalmente è una delle cose più importanti che noi dovremmo riuscire a fare in medicina, in sanità, in salute in generale. Grazie. Ecco, a questo proposito, Giuseppe, per una persona, un uomo con una mutazione o una forte familiarità, quali sono i programmi di sorveglianza e prevenzione raccomandati? Allora, è indubbio che fare prevenzione primaria, se possibile, è ciò a cui dobbiamo guardare con estrema insistenza, in alternativa fare diagnosi precoce. Stiamo parlando adesso di diagnosi precoce. Cioè, che cosa fare? Intanto ha un senso fare una diagnosi precoce? La risposta è sì, perché c'è stato un grosso lavoro appena pubblicato che dimostra che fare anche solo il test del PSA ad un follow-up o di oltre 20 anni comporta una riduzione del rischio di morte da tumore della prostata. Questo non vuol dire che tutte le persone devono fare il test del PSA, però è indubbio, caro Mauro, che i soggetti a rischio, cioè chi ha familiarità, ancora di più, chi ha ereditarietà, chi ha dei disturbi urologici, chi ha magari dei comportamenti o degli stili di vita, esposizione al fumo di sigaretta, eccesso ponderale, ecco, fare la visita dall'urologo credo che sia qualcosa che almeno dai 50 anni in su debba essere considerato. Non vuol dire ho il tumore alla prostata, ma andare dall'urologo e fare il PSA costituisce quel primo filtro che poi può aiutarci a fare eventuali ulteriori indagini. Non vuol dire faccio la biopsia della prostata, ma PSA e visita urologica sono un primo filtro. Poi da lì si decide se fare la risonanza e altri tipi di procedure. Ecco, in che modo, Marco, la presenza di una mutazione genetica cambia l'approccio terapeutico? Ma allora devo dire, nell'ottica di quella che è una medicina sempre più personalizzata, sempre più di precisione, sapere che un paziente è portatore di una mutazione, un paziente con un tumore della prostata è portatore di una mutazione, sia questa somatica, quindi solo nella malattia, sia questa potenzialmente ereditaria, ci dà delle informazioni che noi possiamo prendere in considerazione, ci dà delle informazioni sul comportamento generale della malattia. Sappiamo che queste malattie hanno delle caratteristiche un po' diverse dalle altre, quindi le malattie con le mutazioni hanno un atteggiamento biologico generalmente differente e questo ci aiuta nella scelta del percorso, ma soprattutto oggi abbiamo a disposizione diversi farmaci che fanno parte della stessa grande famiglia, si chiamano PARP inibitori, spesso abbreviati in PARPI, che sono dei farmaci che sono a bersaglio, fondamentalmente vanno ad agire sulle cellule portatrici della mutazione e possono essere oggi utilizzati da soli o anche già in associazione con farmaci anti-ormonali di seconda e terza generazione, quindi farmaci che noi maneggiamo molto bene da tantissimi anni, in associazione assieme per creare un sinergismo e aumentare
il tipo di risposta. E ancora di più oggi abbiamo dei dati, anche se i farmaci non sono ancora disponibili o le indicazioni non sono ancora disponibili in Italia, ma abbiamo anche risultati di studi clinici che ci dicono, un po' come è successo con tanti altri farmaci per la patologia prostatica, che l'anticipazione del trattamento determina una magnitudine di beneficio più grande, quindi diamo un beneficio maggiore. Per cui conoscere e sapere che c'è la presenza della mutazione è importante perché di fatto guida il percorso. Mi verrebbe da dire che per un paziente che abbia un tumore della prostata e una mutazione dei geni BRC1 e BRCA2, sia in qualche modo obbligatorio a un certo punto passare attraverso una fase terapeutica che comprenda uno di questi farmaci, un PARP inibitore, sia da solo sia in combinazione, ma ad un certo punto ci serve perché lì diamo veramente un vantaggio selettivo importante nella storia del paziente, nella storia della malattia. Ecco Giuseppe, ma secondo te quant'è il livello di conoscenza, di consapevolezza degli uomini, dei pazienti sul ruolo delle mutazioni nel rischio di sviluppare un tumore alla prostata? È presente, è forte questa consapevolezza oppure siamo ancora ad una scarsa conoscenza? Beh, è indubbio, Mauro, che c'è ancora molto da dover fare in questo senso, perché è un argomento sicuramente in evoluzione, è un argomento del quale si è preso consapevolezza da alcuni anni ed è qualcosa che adesso verrà gradualmente a essere sempre più recepito dalla comunità maschile. Ora, credo che al di là della consapevolezza dell'importanza della genetica, credo che sia molto importante l'attenzione che l'uomo ha verso il proprio corpo e verso il proprio stato di salute. È questo su cui dobbiamo riuscire a essere più incisivi, la consapevolezza del fatto che l'attenzione a se stessi vuol dire in qualche maniera volersi bene, vuol dire recepire tutti quei possibili segnali che possono essere di aiuto per avere una lunga vita e anche preservando la qualità di vita. Ecco, preservare la qualità di vita è il modo migliore per riuscire poi a far sì che la stessa abbia una durata ottimale e quindi un po' di attenzione in più della comunità maschile credo che non guasta. Prendere consapevolezza, maggiore attenzione a certe tematiche che da una parte ci creano un leggero disagio, forse un po' da un punto di vista del pudore, dell'approccio tipicamente maschile a queste tematiche, ma abbiamo il dovere e il diritto di farlo per noi stessi. Esatto, il diritto ma anche il dovere nei confronti anche dei nostri cari. Professor Maruzzo, si parla spesso di counseling genetico in questo percorso, ma il counseling genetico è distribuito equamente sul territorio oppure siamo ancora in una situazione a macchia di leopardo? Allora, siamo probabilmente in una situazione a macchia di leopardo più di quanto non vorremmo, però io credo che oggi, nel 2025, inizio 2026 quasi ormai, la distribuzione geografica della possibilità di fare il counseling genetico possa essere superata facendo rete tra di noi. Sicuramente esistono esperienze virtuose, esistono collaborazioni tra, ad esempio, la nostra società nazionale ed altre, tipo la SIGU, la Società Italiana di Genetica Umana ed altri, per cui nelle persone portatrici della mutazione somatica, quindi solo sulla malattia, un mini consueling iniziale può essere fatto anche dall'oncologo, seguendo certe caratteristiche, certe indicazioni, in maniera da poter screenare e indirizzare poi a un centro di magari secondo livello o comunque a una consulenza genetica completa il paziente veramente portatore della mutazione. D'altra parte, in realtà chi si occupa di genetica e si occupa di mutazioni dei geni BRC1 e BRCA2 si occupa da sempre e storicamente di tumori mammari. Nei tumori mammari e nei tumori ginecologici la ricerca della mutazione è estremamente importante, per cui in realtà forse quello che più manca è la possibilità di accesso per gli uomini, per l'uomo, per il maschio, perché è sempre stata considerata una cosa dei geni di tumori prettamente femminili, qualcuno li ha chiamati
In passato con Vera Martina da Quella della Sera discutevamo i geni Angioli, quindi tutta questa considerazione che ha creato un hype importantissimo, un'attenzione importantissima, ma soprattutto sul versante femminile. Quindi più che la possibilità di fare il test del consueling, credo che manchi l'attenzione ad indirizzare anche il paziente, il maschio, a questa valutazione, che è importantissima per i motivi che abbiamo detto, ma più per un fatto culturale che per un vero motivo di accesso strutturale o di mancanza delle figure professionali della tecnologia, cioè sono le stesse figure, le stesse tecnologie che usiamo per i tumori della mammella e per i tumori ginecologici. Certo, ampliamo la platea delle persone che possono avere bisogno della consulenza, e quindi magari anche i colleghi genetisti o chi si fa comunque le consulenze oncogenetiche si troverà un po' in restrizione come tanti di noi, ma non credo manchino le possibilità geografiche per poter fare questa cosa. Ottimo, 14 e 46, cominciamo le domande, sono arrivate molte e estremamente interessanti. In primo luogo ci scrive un amico, un medico di famiglia, dice, io seguo sempre i vostri webinar perché mi servono per ragionamento professionale, perché nessuno si ricorda mai quanto è importante il medico di medicina generale nella prevenzione primaria, ma anche in quella terziaria. Punto. Detto questo, vi ringrazio. Bla bla bla. Dice, ma perché c'è una scarsissima consapevolezza, soprattutto nel territorio di questi nuovi test, e non si considera la necessità del counseling genetico che deve coinvolgere anche il medico di famiglia. Giuseppe, è un tema complesso, quello lo diciamo spesso, ma il medico di famiglia è importante ed è significativo vedere che ci è capitato anche l'altro giorno su un webinar sul tumore all'ovario, abbiamo avuto 3 domande di medici di famiglia. E mi ricordo, ma lo dico a voi, ma lo dico anche ai nostri amici, in questo caso diceva io fino a 10 anni fa nei miei massimali 1500 multiauto avevo 700 diabetici, 400 BPCO, 3 oncologici, adesso ne ho 100 di oncologici, colon, prostata, seno e non so come fare. È un tema perché se la patologia si cronicizza inevitabilmente andrà sul territorio. Allora, proviamo a essere sintetici su una domanda molto ampia. Prima cosa, sì, il medico di medicina generale è e rimane cruciale, è la figura di riferimento per una corretta prevenzione, per l'approccio al paziente e per la segnalazione allo specialista laddove la problematica necessiti di un approfondimento. Quindi il ruolo del medico di medicina generale rimane essenziale per la maggior parte dei nostri pazienti e per la popolazione in generale, indipendentemente questo dalla patologia. Che cosa possiamo fare relativamente al test genetico? Io credo che non dobbiamo uscire da un'area, cioè la consulenza genetica deve essere demandata allo specialista. Cioè, attenzione a non creare le persone devono fare un counseling genetico perché il nonno ha avuto l'epatocarcinoma e il bisnonno ha avuto il tumore allo stomaco. Possiamo dire che non c'entra niente. Oggi l'incidenza della malattia oncologica è molto alta e ahimè sappiamo che nell'arco di una famiglia, aumentando l'aspettativa di vita, purtroppo il rischio è che i casi possano non mancare. Questo non vuol dire che c'è familiarità. La familiarità è una cosa un po' diversa che deve essere demandata allo specialista, al genetista. Ad esempio, se posso sintetizzare che cosa succede all'istituto dei tumori, io identifico il caso, ma trasmetto al genetista la documentazione, che poi decide se quel caso è meritevole di approfondimento, partendo dall'anamnesi e da indagini più approfondite. E devo dire che 9 volte su 10 il genetista dice che quel caso non merita di andare oltre con test e indagini supplementari. Questo vuol dire che è un tema sicuramente estremamente importante, ma dobbiamo lasciarlo gestire a gruppi dedicati per evitare proprio di creare dispersione o comunque imbarazzo nella comunità. Grazie, andiamo avanti, ci scrive Giovanni. Io posso ridurre il rischio modificando diete e abitudini, cioè gli stili di vita possono interferire in generale con gli stili di vita, ma sempre consigliati, Marco, non voglio rubarti il mestiere. Sì, allora, gli stili di vita sempre, nel senso che valgono le regole generali, cioè vale la regola del stile di vita attivo, l'alimentazione sana, la dieta che sia sostanzialmente il più possibile una dieta mediterranea, l'astensione dal fumo,
e queste valgono in generale per una buona salute e anche per le neoplasie, per molte delle neoplasie. In realtà ci sono delle evidenze anche sul tumore della prostata, in particolare l'attività, l'esercizio fisico anche intenso, l'associazione con uno stile di vita attivo e una dieta più povera di grassi e più simile a quella che è quella cosiddetta dieta mediterranea, la piramide alimentare anche che il nostro Ministero della Salute propone, ecco, tutto questo ha delle evidenze che vanno a favore della riduzione del rischio e soprattutto valgono anche per persone che già sono affette dalla malattia o che ne sono state affette, perché questi stili di vita riprodotti in una situazione di persona sana servono a una prevenzione primaria, quindi a ridurre il rischio di malattia, in una persona guarita servono a ridurre il rischio di recidiva o di altre malattie, perché ovviamente questo può accadere sempre, ma anche in una persona malata in questo momento e che magari sta facendo terapia, tutto questo aiuta a tollerare meglio le terapie, a garantire una maggiore efficacia. In certi aspetti, anche impatta positivamente sulla sopravvivenza, quindi sul lungo periodo di tempo. Quindi assolutamente sì. Grazie, andiamo avanti. Ci scrive Sabina, dice io ho una mutazione, ho un tumore al seno con mutazione, ma posso influenzare anche il rischio per mio figlio, non solo per mia figlia? Giuseppe? Allora, bisogna sicuramente fare il test e capire se è una mutazione somatica o una mutazione germinale. Dopodiché è chiaro che la mutazione germinale è ciò che pone a rischio di ereditarietà vera. Mm, Chiaramente in presenza di questa, in particolare il figlio, mi sembra di capire, quindi il Sì. maschio, il figlio maschio, ora cercherei di comprendere quanti anni ha, eviterei allarmismi e imbarazzi, però in presenza di mutazione germinale sicuramente farei degli approfondimenti. Lascerei in pace il ragazzo che se ora ha 20-30 anni, ma dai 40 in su sicuramente lo porterei a fare dei test più specifici, ma sempre passando dal counseling genetico. Quindi non facciamo, non improvvisiamoci su una tematica che è in evoluzione, in cui anche gli esperti possono far fatica a dare i giusti suggerimenti. Quindi approcciamoci con chi fa questo di mestiere con dei gruppi codificati. L'importanza quindi di affidarsi a chi fa questo di mestiere, dice il professor Procopio, è davvero importante. A questo proposito dice, ma ho sentito molto parlare di sorveglianza attiva nel tumore alla prostata, ma non ho capito di cosa si tratta. Marco, Allora, questo è un tema differente. Usciamo un attimo dall'ambito della ereditarietà. La questi sorveglianza pazienti attiva. chiedono tumore alla Sì, 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 prostata, sì, sì, va giustamente. benissimo, va benissimo. Il termine sorveglianza attiva indica un atteggiamento terapeutico, quindi una scelta consapevole fatta in accordo tra il medico e la persona che ha già una diagnosi di tumore della prostata, ma che ha avuto una diagnosi di tumore della prostata con delle caratteristiche cliniche e istologiche, quindi delle caratteristiche di malattia, che ci dicono che quella malattia è una malattia a rischio basso o addirittura molto basso. Molto basso di che cosa? Di creare problemi di salute, quindi di progredire, di andare da altre parti, di dare sintomi. Quindi quella è una malattia che per qualche motivo noi abbiamo trovato, ma che potremmo decidere e che potremmo aver preferito non trovare mai, perché ci aspettiamo che non ci dia problemi di salute. Ora, in questi contesti è possibile attuare delle modalità si chiamano appunto sorveglianza attiva, per cui decido di non fare una terapia, una chirurgia o una radioterapia, ad esempio, per togliere la prostata o per irradiare completamente la prostata, quindi per guarire completamente la malattia. Scelgo di convivere con il tumore della prostata che resta sulla prostata, sapendo che periodicamente verrò sottoposto a controlli ed esami che mi garantiscono di sapere che rimane tutto stabile o se le cose dovessero peggiorare e cambiare, essere in tempo per intervenire magari tra 6 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, esattamente come avrei fatto oggi. Quindi sposto in avanti dei trattamenti guaritivi che però hanno degli effetti collaterali, sapendo che ne guadagno in qualità di vita e non ne perdo in termini di controllo globale della malattia. La sorveglianza attiva va fatta generalmente, almeno nelle nostre realtà, nella mia realtà, ma generalmente la impostano in quella di urologi perché prevede periodicamente la ripetizione della biopsia, ad esempio, Ehm, ed è una scelta assolutamente condivisibile per una
certa categoria di tumori della prostata localizzati a basso, molto basso rischio. E quanto è percentuale, quanto sono le percentuali di questi tumori a basso o bassissimo rischio? Allora, sono una fetta abbastanza consistente. L'altro aspetto da considerare per la sorveglianza attiva è che ovviamente io potrei raccontare a una persona che ha una malattia che ha delle caratteristiche per cui posso fare la sorveglianza attiva. L'importante è che poi la persona anche accetti l'idea di sapere che in qualche modo sta convivendo con un cancro. Perché se questa cosa ha un impatto psicologico non adeguato, perché la persona mi si agita, perché vuole fare gli esami più frequentemente del dovuto, perché va a ripetere il PSA molto spesso, perché non è in una sua zona di comfort con l'idea di sapere che la malattia rimane lì, allora la sorveglianza attiva non è più una reale opzione. Diventa un'opzione quando c'è una malattia a basso rischio e quando ovviamente c'è l'agreement, perché per noi che lo proponiamo è molto ragionevole, molto facile, perché lo proponiamo agli altri. La persona che se lo sente dire da una parte spesso è molto contenta perché dice, beh, no, ho una malattia a molto basso rischio, ma poi non tutti pensando di lasciare la malattia sulla prostata e sapere di conviverci, riescono a conviverci bene, per cui se lì diventa psicologicamente difficile da gestire, allora bisogna fare qualcosa di attivo ed immediato, la chirurgia, la radioterapia, quello che è, per risolvere il problema, perché ovviamente nell'ambito della qualità di vita, certo, c'è l'incontinenza piuttosto che il disturbo della funzione sessuale che derivano dalla radioterapia piuttosto che dalla chirurgia, ma c'è anche l'aspetto psicologico della vita di tutti i giorni. Mauro, Vai. posso su questo che la sorveglianza attiva, come sai, è un argomento in cui in istituto, insomma, partita 20 anni fa, quando tra mille difficoltà sicuramente era veramente difficile pensare di non proporre un trattamento dopo che avevi una diagnosi di tumore alla prostata, 20 anni fa. Ecco, oggi credo che sia una realtà forte. I numeri, tu pensi che in Italia ne abbiamo 40.000 casi ogni anno. Il 20% di questi casi, quindi parliamo di 8.000 casi, ogni anno che potrebbero, non ho detto devono, ma potrebbero essere candidati a sorveglianza attiva. Quindi sono numeri veramente importanti. A questo si aggiunge cosa? I casi che ricevono un overtreatment, cioè un terzo dei casi di diagnosi tumore alla prostata comunque ricevono più di quello che la loro patologia potrebbe in qualche maniera rendere consigliabile. Che vuol dire? Vuol dire che tutto va messo dentro a quella che è l'aspettativa di vita del paziente e i suoi sintomi. In altre parole, noi non dobbiamo guarire dal tumore alla prostata, noi dobbiamo garantire la vita più lunga e la vita migliore possibile ai nostri pazienti. Se necessario, agendo sulla prostata, ma non sempre questo è così necessario. Quindi non bisogna scotomizzare la prostata dalle malattie cardiovascolari, da tutto l'altro contesto clinico che il singolo paziente presenta. Faccio un breve esempio: il signore che ha avuto di recente la cardiopatia ischemica e tutta una serie di problematiche cardiache importanti, che si preoccupa perché il PSA passa da 2,4 a 3,1 e ha la sua prostata in sede. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo spiegare alle persone qual è il significato del PSA e dobbiamo contestualizzare all'interno della vita della singola persona qual è il significato di una cosa piuttosto che di un'altra. Perché se non controllo bene la glicemia può essere più pericoloso che non l'oscillazione del PSA, che magari può essere correlata ad altri fattori. Con questo non voglio sminuire il ruolo del PSA, che ho appena detto che serve come test diagnostico, addirittura come test di screening in alcune situazioni, ma va contestualizzata al quadro clinico del paziente e va fatto possibilmente dal medico di medicina generale inizialmente e dallo specialista subito dopo, per cercare di evitare allarmismi ingiustificati. Al contrario, supportare una diagnostica più sofisticata laddove necessario. Certo, è un tema importante, sono le 15, abbiamo ancora 10 minuti. Riassumo un po' di domande che riguardano l'aspetto psicologico. È normale sentirsi ansiosi sapendo che il tumore, il mio, è ereditario? Esiste un supporto dedicato? Poi un paio di altri commenti.
Il mio oncologo mi ha detto di rivolgermi ad uno psico-oncologo, ma nell'ospedale non c'è. Esistono dei centri che sono dei centri di riferimento e perché il mio oncologo non è in grado di spiegarmi? Marco, il tema dello psico-oncologo sappiamo che per esempio nelle breast unit è addirittura previsto, poi c'è da vedere in poche strutture, però il supporto psicologico può essere utile, fa parte del team questa figura. Fa assolutamente parte del team ed è importantissimo. Non è presente dappertutto e anche dove c'è, purtroppo spesso è ehm, troppo poco presente, cioè gli psicologi presenti sono troppo pochi rispetto a quello che sarebbe la necessità di presa in carico di tutti i nostri pazienti. Questo dipende da tanti fattori, uno dei quali secondo me è culturale, è legato al fatto che spesso la necessità di rivolgersi a uno psicologo o a uno specialista comunque di salute mentale è sempre stato molto stigmatizzato nel nostro paese e quindi è sempre stato come visto in qualche modo come qualcosa di negativo. Nel percorso del paziente oncologico è fondamentale. Noi, ad esempio, lo proponiamo a tutti i nostri pazienti, sapendo che probabilmente quello di cui loro hanno bisogno è molto di più di quello che il sistema sanitario riesce ad offrire in questo momento, ma abbiamo la possibilità di dare un certo percorso base e delle attività per tutti i pazienti. Sicuramente nei centri più grossi, nei centri di riferimento, negli istituti tumori, negli IRCS e via dicendo, la figura dello psico-oncologo è presente. Non è sempre facilissimo perché mi rendo anche conto che quando uno deve fare i conti della serva e decidere come spendere i soldi, non è sempre facilissimo impegnarli dappertutto su cose che potrebbero apparire per la globalità della popolazione meno importanti di altre. Sicuramente serve una presa in carico psicologica. I centri più grossi ce li hanno. Spesso su questo mi sento dire, visto che questo è un tema ed è un webinar anche che sponsorizza, che organizza Fondazione IOM, spesso le associazioni di pazienti che in Fondazione IOM sono rappresentate sono uno strumento di aiuto importantissimo perché sanno indirizzare il paziente anche su queste cose su cui a volte il sistema sanitario un pochino pecca e manca. A volte hanno anche loro dei professionisti che di nuovo non offrono un pacchetto completo, una presa in carico per sempre, ma riescono ad indirizzare, a dare un aiuto. Per cui accanto alle strutture sanitarie più grosse o specialistiche solo oncologiche, le associazioni di pazienti possono essere da questo punto di vista estremamente di aiuto. Altre due domande, poi chiudiamo. Il tema della familiarità, fino a che grado? Il papà, il nonno, il bisnonno? Giuseppe. Ma sicuramente partiamo da tutto l'albero genealogico che può essere oltremodo utile. Quindi non deve essere escluso nulla da questo punto di vista, però come dicevo prima, lasciamo che sia l'esperto di genetica a dirci se quella cosa può essere o meno rilevante. Perché se è vero che un uomo su sei nella sua vita è destinato a sviluppare un tumore alla prostata, questo vuol dire che aver avuto il nonno con il tumore alla prostata, che magari è mancato all'età di 90 anni, non vuol dire che ci sia ereditarietà e familiarità. Quindi prima di creare allarmismi, lasciamo che sia l'esperto a dirci se questo può avere una qualche forma di ripercussione. Ma sono solo coinvolti i geni BRCA1, 2 o ci sono altri geni coinvolti? Marco. È una bellissima domanda e ci sono sicuramente altri geni coinvolti. Oggi conosciamo e sappiamo il ruolo patogenetico, cioè il ruolo di promotori o di contributori allo sviluppo della malattia dei geni BRC1 e BRCA2 e abbiamo delle possibilità terapeutiche per i pazienti portatori di queste mutazioni BRC1 e BRCA2. Ehm, il bello della scienza è esattamente questo, che non è mai statica, non è mai ferma, è continuamente capace di cambiare e anche di ricredersi e riscrivere se stessa, per cui gli studi continuano, noi continuiamo a studiare, a indagare, ad analizzare non solo i geni BRC1 e BRC2, ma anche altri geni, ATM, CEC12, PALB2, che hanno una idea di potenziale coinvolgimento nel tentativo di cercare di dimostrare che anche altri geni possono essere indagati e possono in un futuro domani diventare
qualcosa che va studiato sia dal punto di vista della ereditarietà, sia dal punto di vista dell'approccio terapeutico per i pazienti. Sicuramente la nostra comprensione oggi è limitata. Se noi conoscessimo tutto della malattia oncologica, io e il dottor Procopio saremmo a casa, avremmo finito il nostro lavoro, avremmo sconfitto il cancro perché sapremmo esattamente tutto. Questo purtroppo no. Quindi ci sono sicuramente altri geni coinvolti, la ricerca va in questo senso, approfondisce esattamente questo, per offrire magari un domani qualcosa in più che oggi non abbiamo gli elementi per poter offrire, ma può diventare concreto magari in futuro. Mauro, sei muto. Scusate, dicevo che ci scrive mio figlio, a mio figlio è appena stato diagnosticato un tumore alla prostata a 42 anni. Mi dicono che quando insorge in età giovanile è molto più aggressivo. È così in generale, ovviamente. Non è detto, non è detto. Certo, sicuramente è un elemento che disturba di più perché il trattamento a questo punto a 42 anni è facile che verrà proposto e quindi, ahimè, il giovane avrà delle ripercussioni, speriamo le minori possibili, ma sicuramente avrà delle ripercussioni almeno iniziali sulle funzioni genitali, sulle funzioni urinarie. Quindi sicuramente c'è un impatto delle terapie su quello che poi è la vita di relazione della persona. Quindi sicuramente ciò disturba. Poi questo non preclude in alcuna maniera la possibilità di avere una guarigione da questo problema e si spera con il minor numero di sequele possibili. Chiaramente si raccomanda ancora di più, vista la giovane età, di far riferimento presso struttura attrezzata e specializzata. In Italia ce ne sono tante, credo non ci sia regione che sia scoperta in questo senso, a cui far riferimento. L'ultima battuta davvero finale è quella legata al fatto che, ma il tumore della prostata sarà un tumore prima o poi sconfitto oppure fa parte della biologia? Marco, l'hai accennato prima? Fa parte della biologia come tutte le malattie tumorali, fa parte della nostra biologia. Quello che possiamo fare, l'ha detto giustamente Giuseppe prima, non è necessariamente sempre sconfiggere il tumore della prostata definitivamente. A volte riuscire a gestire il tumore della prostata e farlo diventare una malattia cronica, al pari di altre malattie croniche che abbiamo, quelle cardiologiche, il diabete e via dicendo, può essere un obiettivo quasi più importante di sconfiggerlo completamente. Mi aspetto che con l'allungamento della sopravvivenza, la vita media, ne avremo probabilmente sempre di più, ma riusciremo a gestirli sempre per molto più tempo e quindi forse non riusciremo a farlo sparire completamente, ma a gestirlo come una malattia, come tante altre, mi viene da dire, quasi un po' banalizzando, questo in un domani sì. L'ultimissima domanda la facciamo ancora perché sono gli amici pazienti. Il PSA, avete detto che il PSA non ne vale per lo screening, ma esiste uno screening per il tumore alla prostata? Giuseppe? Allora, in questo momento, ad esempio, in Regione Lombardia c'è un programma di screening. C'è un programma di screening che è rivolto a persone da una determinata fascia di età che praticamente vengono sottoposte in maniera volontaria a che cosa? Visita, determinazione del PSA come primo riscontro e poi, in base agli esiti, eventuali indagini di secondo livello che prevedono la risonanza magnetica e in ultimo la biopsia. Quindi lo screening è qualcosa di non ancora possiamo definire completamente strutturato, ma è qualcosa su cui le varie regioni stanno lavorando per poter offrire un servizio di qualità, ma anche per evitare il temuto fenomeno dell'overdiagnosi, perché il rischio di uno screening non accurato potrebbe portare a un'overdiagnosi e quindi alla consapevolezza di avere un problema, senza che questo però sia necessario essere trattato. E quindi questa sarebbe un'arma da evitare. Da evitare per il singolo, da evitare anche per garantire la sostenibilità del Il sistema. sistema, Bene, assolutamente. Mauro. 15.09 chiudiamo questo interessantissimo webinar. Grazie a Giuseppe Procopio, grazie a Marco Maruzzo, grazie a quanto ci hanno seguiti. Continuate a seguirci